destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ciao a tutti Piederoli e ben ritrovati con un nuovo capitolo di Warcraft 3 Reign of Chaos. Allora, prima di andare avanti con le missioni, comunque con la campagna degli Elfi della Notte, vi ricordo come sempre che qui metterò tutti i link delle altre campagne di Warcraft 3, ovvero umani, non morti e orchi. Per cui se vi siete, come sempre, se vi siete persi qualcosa, potete andare benissimo a rivedervele, insomma. E in ogni caso troverete anche la mappa canale dove andare a vedere anche gli altri progetti che cioè di cui tratto nel mio canale. Questa è la seconda parte della missione 2 degli Elfi della Notte, per cui andiamo subito nella campagna degli Elfi della Notte, fine dell'eternità, figlie della luna. E andiamo. In posizione. Eccoci qua, Piederoli. Allora, siamo nella seconda parte della missione, nella seconda missione. Nella prima, se vi ricordate, dovevamo fare tutta la varia, tutto lo stile. Oh, qui cominciamo subito con delle torrette. Perché la prima parte era solamente da fare, da imparare bene l'occultamento, quindi bisognava fare tipo Metal Gear Solid e non farsi vedere dalle unità nemiche. Nella seconda parte invece dovremmo distruggere un accampamento di non morti per raggiungere le nostre sorelle, ovvero un accampamento degli Elfi della Notte, che devo avvisare dell'imminente pericolo, ovvero dell'arrivo della Legione Infuocata. Se non ricordo male, Piederoli, infatti, dovrebbero arrivarmi delle catapulte. Queste qui è una seconda unità che conosciamo in questo capitolo, che sono le armi d'assedio degli Elfi della Notte, che sono molto buone, fanno molto danno. E non mi ricordo se qui... Oh, so pochi, penso delle truppe. E non mi ricordo se qui o nel Frozen Throne, ma possono praticamente passare attraverso i nemici e prendere anche le unità che si trovano dietro. Vedete quanto danno fanno? Boom! Allora, prima di andare avanti, perché adesso io di solito l'ho sempre fatta passando dall'alto questa missione qua. Questo giro vorrei provarlo a fare in maniera un po' diversa. Intanto cerchiamo di seccare questi... madonna mia. Questi mi metteranno incantesimi da ogni dove. Sarà tosta qui riuscire... No, 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 no. Non posso scappare, ma va a cagare. Se vado da una parte c'è la torretta, se vado dall'altra c'è lui che mi mena. Va bene, ho perso solamente una di unità. Adesso mi faccio fuori quella torretta e mando le unità intanto a riprendere vita lì alla fontana. Solo che all'eroe dura poco quell'incantesimo che ti mettono, alle unità dura una vita.
Ah, qui ci sono anche quello, un librino. Non so se ve l'ho mai spiegato i librini come funzionano. Praticamente aumentano le statistiche in maniera permanente dell'eroe. C'è quello della salute, della forza, intelligenza, agilità. Poi può darti più 1, può darti più 2, può darti più 3 a seconda del libretto. Allora, perché qui praticamente se non erro, intanto cerchiamo di prendermi l'oggettino prima. Se non erro, qui dovrei passare ai fianchi dell'accampamento, quindi tagliare un bel po' di torrette, perché davanti mi ricordo, da quello che mi ricordo, sono bardatissimi di torrette, quindi sarebbe tosta riuscire ad attaccare questo accampamento. Passando da lì, infatti ho sempre fatto molta fatica. Ci arrivavo proprio al pelo con l'esercito a riuscire ad arrivare a tirare giù il portone, insomma, che ti fa poi superare la missione. Solo che qui ci metterò un po' per dover tirare giù tutti gli alberi. Chiaramente, come tutte le armi d'assedio, possono tirare giù gli alberi. È una peculiarità che hanno tutti quanti. Vediamo un pochettino, intanto cerchiamo... Ah, vedete che c'era l'ombretta. Ah sì, anche il gufino, la skill del gufino di Tyrande possiede la vera visione, quindi... Ah, vedete? Arrivo proprio di fianco dove c'hanno la miniera. E qui c'è una torretta. E basta. Cosa hai in mente? È tutto un altro andare. Vediamo se da qua è più facile. Solo che per liberarmi un passaggio tale per riuscire a micrare le unità non sarà facile. Però muniamoci di santa pazienza e tiriamoci tutto. Puliamo anche questo. E che hanno un attack speed molto lento. Tira giù ancora l'albero lì. Bravissime. Però non ci mettono molto. Pensavo ci mettessero di più. Fum fum. Come vanno giù gli alberelli. Qui se mi vedono degli ambientalisti dove vai? Mi denunciano. Fum. Ok, il passaggio è aperto. Adesso finiamo di liberarci qua. Perché quelli non vanno giù subito? Vabbè, 2 colpi. Comunque quelli che colpisci li vedi perché diventano verdini i bersagli quando metti questa modalità qua, ovvero del colpisci il punto. Cosa hai in mente? Ok, adesso possiamo dare il via all'attacco. Quindi andrò avanti e poi tornerò indietro per non essere bersaglio anche della struttura principale. Madonna mia, qui adesso dovrebbe arrivare il mondo. Merda, le catapulte mi mirano le mie. Se mi distruggono sono nella merda. E qui loro sono anche stretti. Loro sono corpo a corpo, invece è tutto a distanza. Quindi sono anche avvantaggiato perché quelli dietro non riescono a colpirmi le unità. Cioè io faccio fuoco con tutto, loro invece mi possono menare solo la parte davanti. Cerco anche di micrare un pochettino perché non è facile. Vi ho già seccato tutto? Tiriamogli giù quel cacchio di catapulta là. Ale, sopravvissuta al pelo. Ok, tiriamo giù subito la miniera. Poi devo tirare giù la struttura principale. Guarda quanto leva, mamma mia. Poi tra l'altro è anche giorno adesso. Qualcuno minaccia la foresta. Torniamo un attimo indietro perché non ho perso neanche tante unità. Vedete lassù quante ce ne sono di torrette? Era pieno. Volendo poi vi mettete dietro, li mirate e intanto quando vi vengono ad attaccare, cioè, si fa lo stesso anche dall'alto. Allora adesso abbiate un attimo di pazienza che porto le unità un po' a sistemarle. Così sia. E vado a fare arras con l'eroe. Tanto sto lì a guardare. I secco gli accoliti. Immediatamente. Perelune. Vediamo. Tyrande vs Ghoul. Vediamo chi la spunta. Beh, ovviamente ho vinto io. Come divertirsi. Facendo cretinate. Come la dea desidera. Perelune. Così sia. Dove sono le mie catapultine? Venite qua. Voi quando ci mettete? Dai, veloci. Madonna, avete un cazzo di vita, ci mettete un'ora prima di risistemarvi. Sento la voce. Madonna, ci siete lente.
Cosa hai in mente? La dea mi chiama. Qualcuno minaccia la foresta. Vedi, quello lì, vedete, quello lì era il cancellata che devo tirare giù. In posizione. Ok, tornate in La dea posizione in mente. e vediamo di seccare la struttura principale. Una volta tirata giù quella, dopo il resto in discesa. Il grosso è fatto. Non dovrebbero neanche riuscire a fare unità, visto che io ho tirato giù subito la miniera. La dea mi chiama. Ti aspetto. Pronti ai posti. E il problema è che non è più notte e non le posso occultare. Mannaggia. Adesso arrivano tutti gli accoliti, qui man mano arrivano i super goal. No, uè. Guardate ste cazzo di catapulte. Te va a fare un giro? La micro delle catapulte. Guardate come ci danno, ma dove c'avete tutto questo orb? Dannati. Oh, però così non riuscite a stare dietro. Circa. Sono Te cosa votata alla vuoi? vendetta. Avanti, indietro, sei un po' deciso, amico. Però riesci a dare un colpo lo stesso. Super goal. Io mi chiedo come cazzo fanno ad avere ancora oro per curare la struttura principale. Lei, da dove arrivi tu? Tanto prima o poi lo finirete. Tiriamola indietro giusto per sicurezza. Lì. Dovrebbe mancare qualche colpetto ancora, poi basta. Dai, un'altra casa, su, un po' di animo, dai. Va giù. L'ultimo colpetto alle. Vanguro. Oh, adesso dovrei andare un pochettino più tranquillo. Questi dovrebbero andare giù come più o meno. No, tu dove vuoi andare? T'ho già visto, dannato, no! Vaffanculo. Ma perché cosa abbiamo fatto le mie catapulte? Sento la voce di Adesso le tiro giù anche con le unità, Qualcuno sti minaccia la cazzo di foresta. torrette che Nel nome diventa di la salute. Cenaris. Giù, te dove vai lì? Qui proprio se ne foto delle altre unità su. Obiettivo primario catapulte. Ma hanno detto di prendere le catapulte, io vado a prendere le catapulte. Scemo sono. Vale. In Ok, posizione. direi che la missione è già fatta. Adesso parte quella torretta lassù che vuol fare l'eroe. Ok, andiamo subito a finirla che facciamo prima. Mi muovo nell'ombra. Ashre Toraman. Dai. Tanto le difendo. Tutto. Fate in fretta. Tutti gol, non possono nulla. Troppo di... L'attesa qualcuno minaccia la foresta. Ashre Toraman. La micro del Piada. La dea mi chiama. Ok, posso già finire la Sento missione la voce Piederoli, di direi. Elune. Pronti ai posti. Qualcuno minaccia Andiamo. la foresta. Tu, do un'ultima Per Elune. frecciata e via verso Immediatamente. nuove avventure. Vediamo cosa c'hanno da dire. Tairande, grazie a Elune siete arrivata. I non morti sono apparsi all'improvviso e hanno attaccato il nostro villaggio. Ishnudaldi e Bshandris. La Sorreta. situazione è ancora più grave. I non morti sono stati inviati dalla legione infuocata, i nostri antichi nemici. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo risvegliare i druidi. E se si risvegliano i druidi sono cazzi. Andiamo a risvegliare i druidi. Bene, Piederoli, dai. Per questo capitolo è tutto. Ditemi cosa ne pensate. Spero vi piaccia come l'abbia affrontata la missione. E ci vediamo quindi alla prossima. State mimo bene. Ciao a tutti, Piederoli.